Doveva succedere, è successo probabilmente nella partita meno importante della stagione, soprattutto perché abbiamo avuto l'accesso alla finale di Coppa Italia, quarta finale di Coppa Italia per la FMCZ Rugby Rovigo Delta, che affronterà il 18 di gennaio una squadra qualunque, il Petrarca Padova. Ne parleremo oggi all'interno del nostro appuntamento con Rugby House, che anticiperà anche i temi della sfida che avrà luogo tra 2 giorni a Firenze contro i Medici. È una trasferta decisamente difficile per i ragazzi di Umberto Casellato, ma voglio presentarvi i nostri ospiti. Per la prima volta con noi sono molto felice, Andrea Visentin. Ciao Andrea. Buonasera a tutti. E post rosso-blu, i tifosi rodicini, Stefano Padoan. Buonasera a tutti. Allora, facciamo una cosa, partiamo dalla gara 2, dalla seconda gamba di semifinale con Viadana, I'm Exchange Viadana che si impone su Rovigo per 17-5. Andrea, dato positivo, la tua prima volta titolare con la tua maglia, probabilmente naturale, il 9. Sì, certamente l'anno scorso ho esordito a Arlala, che non era propriamente il mio ruolo, però mi sono adattato perché la società e la squadra ne aveva bisogno, mi sono trovato bene, i miei compagni mi hanno aiutato. Quest'anno sono tornato nel mio ruolo che faccio da quando sono bambino e per me vestire per la prima volta il numero 9 sulle spalle è stata una grande soddisfazione. Ecco Stefano, Dimmi. Zaffanella, lo dicevo anche dopo il match, a prescindere dal Battaglini, che comunque ha un discorso di cuore abbastanza profondo, probabilmente è il più bello stadio del top 12. Sì, ovviamente è stato costruito anche in prospettiva di rimanere ai Roni, eccetera, quindi molto bello, molto accogliente, bellissimo anche clubhouse, quindi diciamo si presta anche a vivere il rugby, anche partecipare molto ai tifosi. E in un contesto del genere le poste c'erano. Certo, noi comunque la nostra presenza non la vogliamo mai declinare ad altri, chiamiamola così, vogliamo mettere comunque uno striscione, mettere comunque una nostra spinta a questi ragazzi che comunque tutte le sabati o domenica, adesso siamo un po' sbilanciati sulla situazione campionato perché sono cambiate alcune partite, date eccetera e noi vogliamo, come ti dicevo, sempre dare un sostegno più o meno voluminoso di persone, tante persone, però comunque noi ci siamo. Ecco, Viadana anche logisticamente non è una trasferta facile perché è un po' imbucato da arrivare. Sì, un paio d'ore, quindi con diversi mezzi. Dipende dalle fermate che fate. Sì, poi. Dipende dalle fermate, dopo se vogliamo decidere di mangiare prima o mangiare dopo, comunque certo. Sia, dopo, a prescindere Coppa Italia, dopo anche la bella vittoria che abbiamo avuto qua in casa è stata un po' vista un po' da meno persone e quindi diciamo ci dispiace anche alle volte non essere tanti di più, però come ti ripeto noi sostegno lo diamo e ci proviamo sempre a spingerli. Ok, certo. Non in casetta in questo caso. Allora Andrea, entriamo nell'aspetto tecnico. Una partita che ha visto Viadana vincere, ma in realtà se uno fosse stato a Zaffanella avrebbe detto è impossibile che Viadana abbia vinto. Un dominio assoluto, ma non abbiamo concretizzato. Può essere? Sì, dal punto di vista tecnico ci è mancato un po' il focus, soprattutto negli ultimi 5 metri, un po' di fasi statiche, abbiamo sbagliato più di qualche touche dove eravamo veramente vicini a segnare, ma nonostante quello comunque il possesso, dopo la prima segnatura loro nei primi minuti iniziali, comunque ci ha visto staziati nei loro 22 metri quasi tutto il resto del primo tempo e buona parte anche del secondo. E veramente ci è mancato soltanto quella cosa in più per segnare. Dopo siamo riusciti nel secondo tempo ad accorciare le distanze, però comunque loro sono stati bravi a giocare sui nostri errori e a difendere con caparbietà e non permetterci di ribaltare il risultato. Sì, tolta la meta di Spinelli al quarto, loro praticamente non hanno fatto... Esattamente, parte la seconda meta che arriva da una mischia a metà campo con un calcio dietro e c'è stata un'incomprensione, quindi vabbè, cose che capitano. Certo. Quindi hanno sfruttato al massimo i nostri errori, esattamente come ho detto prima. E noi non siamo riusciti a concretizzare, a ottimizzare possesso e territorio che comunque sono stati
insomma abbastanza Sì, definitivi. quasi completamente nostri, possiamo dire. Di come è andata dal tuo punto di vista personale, a prescindere dai risultati? Insomma. Dal punto di vista personale mi sono trovato molto bene, anche grazie all'apertura, Andrea Menniti Ippolito che mi ha messo a mio agio, anche la mischia mi ha aiutato molto, ero tranquillo, sereno, mi sono divertito a dire la verità nonostante il risultato. Ovviamente mi dispiace la mia prima presenza da titolare che sia combaciata con la prima sconfitta di quest'anno, però vabbè, sguardo avanti e si lavora. Tra 2 giorni abbiamo una partita importante a Firenze per rifarci, per far vedere il Rovigo che siamo e per dare comunque una svolta al campionato, che comunque siamo ancora imbattuti lì e voler dimostrare chi siamo. Ecco, Stefano, come è stata vissuta un po' sulle tribune questa partita? Ma diciamo che se tu vai a rivedere anche la partita che abbiamo giocato in casa, all'inizio c'era una forte difesa del Viadana e noi che continuavamo ad attaccare e non concretizzare. Stavolta è rimasto diciamo un'incompiuta a livello dei, come diceva, negli ultimi 5 metri, quindi abbiamo spinto, però come ci capita ultimamente, quello che vediamo anche un po' noi, succede che produciamo tanto gioco, tanto volume di gioco e magari facciamo meno mete di quelle che siamo un po' in debito. Ne abbiamo fatte tante in Coppa Italia con loro, certo, sempre, però diciamo siamo un po' in debito perché effettivamente maciniamo tanto gioco, però si creano, abbiamo vinto anche di pochi punti, si è visto anche in campionato, eccetera, eccetera. Però quello che stiamo notando è che le squadre avversarie difendono tantissimo e quindi ti impediscono ovviamente poi il discorso del fuorigioco, eccetera. Ci sono tutte queste situazioni che una squadra che fa movimento come il Rovigo viene impedito. Il miglior modo per non far subire le mete alle squadre avversarie è proprio bloccarli nelle fonti di gioco e quindi creargli più impedimenti a livello proprio di tanti placaggi, perché sicuramente adesso io non ho statistiche alla mano, ma sicuramente ci sono molte squadre, vedi anche il San Donà quando ha giocato con noi in casa, cioè partite che veramente sono giocate con una difesa molto asfissiante. Noi giochiamo tanto in attacco sì, però abbiamo fatto tanti punti anche al piede, quindi ben venga Menniti Ippolito e quindi diciamo abbiamo creato vittoria con questa situazione. Se si aprono un po' le squadre è ovvio che siamo devastanti. Questo. Allora mi leggo questo, Stefano, sì, perché c'è una linea di pensiero che dice che è l'attacco che condiziona la difesa, per cui Andrea, partiamo dal presupposto che abbiamo una sistemazione in campo totalmente diversa rispetto ad altre partite, nel senso che Odiete era ala insieme a Barion con Cioffi secondo centro e Diego 15, Diego Anci, sì, per cui se l'attacco condizionava la difesa, avevamo questa situazione sperimentale, cosa non abbiamo fatto bene sabato? Sicuramente siamo nell'1 contro 1, non eravamo avanzanti, molte fasi con gli avanti, provavamo a farne un paio, dopo provavamo a tirare fuori la palla coi 3/4, ma non avendo un avanzamento questa difesa molto aggressiva del Viadana ci permetteva di non giocare. Un paio di situazioni Menniti Ippolito non è riuscito neanche a passare il pallone perché era talmente pressato che l'hanno chiuso e quindi ci è mancato un po' nell'1 contro 1 l'avanzamento per dare quel giusto abbrivio che dopo ci permette di dare velocità e ritmo e di riuscire a giocare meglio fuori. Adesso onestamente eravamo Viadana, non è stato chiesto, non tanto a noi, ma non è stato nemmeno detto chi è stato il man of the match, se non ricordo questa cosa, ma un'ottima prestazione è stata comunque portata sul campo dai flanker del Viadana, perché sia Ferrarini che il capitano Andrea Denti solamente ha messo tanta pressione sulle fonti, ecco, nel senso sui playmaker. Sì, esattamente, il loro lavoro era, salivano molto velocemente per toglierci
Anche noi ci piace giocare, un gioco di movimento, come abbiamo detto prima, passaggi. Loro allora cercavano di toglierci questo tempo per farci giocare. Qualche volta però comunque riuscivamo a portare la palla fuori, e dopo però errori nostri non ci davano di continuità. Ci è mancato un po' quello, forse anche oltre all'atteggiamento, non l'atteggiamento, all'1 contro 1, perché comunque dal campo c'era molta voglia di fare bene, perché forse c'è stata un po' di foga, ecco. Tanta gente voleva fare, invece bisognava stare un po' più uniti e fare le cose magari all'inizio un po' più semplici e dopo magari provare a fare di meglio. La sperimentazione quanto ha influito secondo te? Beh, sperimentare ci sta, perché siamo un gruppo allargato e ci sta a variare. Massimo al centro è un ragazzo che è molto bravo, messo negli spazi a correre, quindi ci stava. Diego ha già giocato estremo, quindi è da un po' che non ci giocava e quindi ci sta magari come un'opzione vederla. Odiete anche lui l'ala come estremo, ci ha già giocato altre volte, e quindi penso che la sperimentazione c'è stata abbastanza positiva, andava bene provare. Dopo quei tre quarti non abbiamo giocato molto, quindi magari non abbiamo avuto una prova così, un resoconto che ci abbia detto sì, abbiamo fatto bene a provare o no. Magari se giocavamo un po' di più potevamo vedere se, però appunto senza un possesso, con un possesso però non così efficace, è stato difficile, non si può dire se abbiamo fatto bene o meno, secondo me. Facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights di questa partita, seconda semifinale di Coppa Italia, che ha dato l'accesso ai rossoblù alla finale di Coppa Italia prevista per il 18 gennaio. Piccola parentesi, le immagini che abbiamo ricevuto da Viadana non erano di grandissima qualità, per cui ci siamo limitati per questa settimana a mandare solamente gli highlight, visto che era un match non trasmesso in streaming e comunque un contenuto, un prodotto andava dato alla fame di rugby dei tifosi rossoblù. Chiediamo scusa se non abbiamo potuto inserire tutto il match martedì scorso, però le immagini non erano, non raggiungevano gli standard minimi per essere messe in televisione, però gli highlight li abbiamo e li vediamo insieme. Gli anglosassoni la definirebbero la seconda gamba della semifinale della Coppa Italia 2019-2020. Il teatro è quello dello Zaffanella di Viadana di fronte alla FMCZ Rugby Rovigo Delta e i gialloneri padroni di casa, ai quali serve un'impresa per poter ribaltare il 41-10 di 7 giorni fa al Battaglini, il 18 gennaio. Prova Antiande a mettere le mani, non ci riesce. Buona la presa per quanto riguarda Bonfiglio, il drive viadanese. Fa molta strada, adesso prova a riorganizzarsi Gregorio, buona spinta del Rovigo. Gregorio prova a sollecitare i propri tre quarti con Ramiro Finco, setup centrale. Gregorio prova a dare ritmo e buono il timing con l'inserimento di Antonio Denti, marcatore della meta, unica meta viadanese all'andata, ancora nel senso con il buono step da parte di Filippo Ferrarini, classe 90, nocetano alla sua seconda stagione qui. Ancora Antonio Denti, ball carrier principe del Viadana in questo inizio match, ed è ottima la collisione Nicotera-Andrea Denti. Un problema nella gestione dell'ovale, poi molto bassi tutti a placare Alberto Grassi, ancora con Ferrarini che va a sfidare Niber, aiutato da Fabio Michelotto. Ci provano ancora i giocatori di casa con Giacomo Bonfiglio, non trovano un grande avanzamento. Ancora Grassi riesce ad andare oltre Cioffi, praticamente quasi 40 cm di differenza. Ceballos, la velocità del Viadana, prova ad inserirsi con Suaré, ancora centrale la meta del Viadana. Ottima azione da parte del Viadana con la segnatura. La rincorsa dell'argentino. Bandine su 7-0 Viadana. Si sta chiudendo a Ragnatela, ancora a sinistra di Diego Hunter. Vediamo se rimbalza dentro o esce direttamente. Rimbalza molto bene per la corsa di David Odiete, che gioca velocemente per Lubian. Vediamo Edo Lubian, va lui. Invece Fabio Michelotto, un reverse pass per David Odiete, braccato fino all'ultimo secondo. In realtà David Odiete non riesce a sfruttare il momentum, però è ancora positiva la situazione per Rovigo con Cioffi al largo. Un 2 contro 1 che non riesce a sfruttare, con la possibilità di allargare su Marcello Angelini. Per Rovigo ridotta, Michelotto fuori Meniti Ippolito, non una grande palla per Gianmarco Vian che lascia rimbalzare, poi si butta Odiete, improvvisato 9, un loop tra Odiete e lo stesso Visentini. E adesso stavolta c'è un fuorigioco però per Viadana. Parte Visentina, 10 metri,
che forse non sono rispettati, che Noaga dice andiamo, Antal finta e prova ad andare lui, punto d'incontro con Rovigo con Leiger, mancanza di concentrazione dall'ex pilone Los Tilos, e adesso il piede di Ceballos a rimandare tutti indietro, la copertura di Odiete, Suarez si lancia come un treno sul compagno di Seven, Diego Antel trova spazio, il calcio di Diego Antel, adesso la corsa di Odiete, potrebbe essere sua la meta, la sfida con Ceballos, bravo Ceballos, però si porta dentro il pallone, vediamo che dice che Noaga è giocabile la palla, per cui non c'è nessun tocco. Viadana che prova la transizione con Tizi, non si fida di se stesso, anche lui è passato ai Caimani, 1,97 per 120 kg. Brutto lancio ancora per Rovigo che spreca, attenzione Ramiro Finco, anzi a Spinelli, mette a disposizione Ceballos, il calcio non precisissimo in queste esecuzioni l'argentino, vediamo Guido Barion cosa decide di fare, decide di andare lui, il rischio è essere cacciati fuori, bravi sia Barion sia Vian, la pulizia, stavolta c'è Pavesi, carica, va a sfidare direttamente Grassi, pallone che esce con Meniti Ippolito, ancora il piede di Diego Antel, questa volta non è precisissimo, Gregorio sotto pressione dalla salita di Cioffi, non bisogna commettere fallo e Diego Antel ritorna a coprire un po' la profondità, provano con dei pick and go, però palla persa, Rovigo con David Odiete, ritorna sui propri passi, Giant, anche lui qualche problema sulla prima ricezione, poi arriva adesso Meniti Ippolito, c'è un più a largo con Vian prova ad andare lui, non riesce ad andare oltre la linea di meta, Rovigo pericolosa con Niber che spreca una grande possibilità, prima linea Rodigina, l'effetto è ovviamente lo stesso ma riesce a mantenere il possesso Ceballos, va a innescare direttamente Zariz, il piede del giocatore ex Capitolina è dietro Bariona, inseguito da Suarez, il calcio, attenzione, il calcio e c'è la meta del Viadana, la conversione, parte Odiete, infila l'H Ceballos, Meniti Ippolito però, stanno come Ceballos abbia cercato di trovare una touche così lontana, Cioffi nel traffico, il break di Massimo Cioffi, cerca un sostegno, arriva quello di Diego Antel, Suarelo a terra, questo è il Rovigo che siamo abituati a vedere sul piede avanzante, riesce però a trovare la propria compattezza la squadra viadanese. Edoardo Lubian, Julien Niber riesce a fare breccia nella difesa del Viadana, trova la linea del vantaggio, ancora Meniti, va a fissare Antel, Cioffi fuori, Vian molto bravo l'estremo viadanese che blocca il possibile passaggio, è anche buona la visione da parte di Andrea Visentin, peccato non esce, non è una grande performance, adesso Meniti dice che è ora di partire con Diego Antel, sempre molto positivo, Meniti un interno per Angelini, Tizi placca, prova a cacciare, non ci riesce, per cui Visentin dentro per Francesco Rossi, ben imbragato da Ribaldi, però il pallone è ancora rosso-blu con Fabio Michelotto, costretto al piede Rovigo, questo è un calcio che potrebbe dar vita alla corsa di Barion, il pallone non esce per cui Zariz è costretto o a calciare o a passare, vediamo la scelta che mette in difficoltà il proprio compagno, c'è la pressione, attenzione, palla disponibile, forse Cioffi va in meta, la meta, si prende tutto o quasi il tempo a disposizione, un angolo non semplice per il kicker di Rubano, non infila l'H, 14-5, Lomas Athletic che ha sostituito Ormson, ha approdato palo per Ceballos, ha approdato a Mogliano quest'anno e annulla dell'ex giocatore della Lazio, l'appoggio sembra buono, la traiettoria pure sulle bandierine. Archiviata la semifinale con la M-Exchange Viadana, fra 2 giorni Rovigo andrà a Firenze per affrontare i Medici al Ruffino Stadium. Non è la prima volta che Rovigo affronta la squadra di ormai Stefan Basson, va detto, Matteo Maran, già in Coppa Italia nella prima partita stagionale è stata una vittoria a Firenze, non sarà facile Andrea.
No, siamo già andati a giocare a Firenze nel girone di Coppa Italia a settembre, è stata una partita molto dura, anche lì vinta punto a punto, e quindi ci aspettiamo un Firenze molto aggressivo, anche loro cercheranno di metterci pressione, di non farci giocare. Noi dobbiamo ritrovare un po' il nostro settaggio iniziale, quindi cose magari un po' più semplici, dare ritmo e creare questo gioco che a noi piace fare. E quindi essere un po' più performanti nell'uno contro uno, cercare di avanzare e portare avanti il pallone e dopo giocare negli spazi, e sono sicuro che se riusciamo a dare velocità dopo riusciremo a fare un buon gioco. Stefano, bus pronto? Sì, noi abbiamo già iniziato la raccolta adesioni per il bus di sabato, facciamo partenza a mezzogiorno, quindi ci vogliono un paio d'ore. Dopo... No, pensavo una fermata a Barberino. No, abbiamo fatta l'anno scorso, però diciamo con questi giocare alle 3, quindi vorremmo fare magari un bel terzo tempo, visto che è l'ultima trasferta dell'anno, quindi faremo un bel terzo tempo con i ragazzi, quindi diciamo è anche festeggiare. Dovete stare attenti perché la sera prima abbiamo la cena, quindi domani sera voi avete la cena. Domani sera noi abbiamo la cena, quindi già lì abbiamo invitato qualche giocatore che non gioca, quindi ovviamente perché sarebbe un po' dura dopo se la facciamo lunga. Noi al limite dormiamo in pullman, però diciamo, loro devono essere freschi e vivaci soprattutto per fare il risultato. E come diceva Andrea, è una squadra ostica, sono tutte ostiche per Rovigo, a prescindere in casa loro, tutti vogliono battere Rovigo, tutti vogliono uno scalpo del Rovigo e quindi a maggior ragione ex del Rovigo che vogliono far bella figura, anche avendo una classifica che li costringe anche a far punti, quindi certo. I Medicei sono in una situazione in cui devono produrre risultato. Quindi... Certo, Andrea, tutti vogliono lo scalpo del Rovigo, questa è una frase che secondo me è veramente concreta, nel senso c'è questo gusto nel farci male. Era anche a livello giovanile così? O... Beh sì, anche a livello giovanile forse un po' meno, però ovviamente le partite classiche come Benetton, Mogliano, Petrarca. Nella mia annata, personalmente anche il Valsugana è stata una squadra molto ostica e il San Donà anche, cioè erano partite combattute, dopo magari con la Tarvisio, Villorba un po' meno, però con queste 6 squadre, 5-6 squadre erano veramente partite combattute fino all'ultimo, soprattutto quando andavi a giocare in trasferta, perché anche da ragazzini si sente questa rivalità. Ecco, tra l'altro giustamente dice in trasferta, come sostieni anche tu, è sempre dura. Noi ci ritroviamo in molte squadre del top 12 avere tanti ex che giocano, vuol dire a Colorno è stato forse anche l'emblema, no? E questi hanno una gran voglia insomma di rimettere un attimo il loro nome sul taccuino probabilmente. Sì, certamente, perché comunque venire via da una squadra come Rovigo, dopo ognuno per i suoi motivi, magari può dare un po' fastidio, oppure questi giocatori vogliono dimostrare che comunque hanno meritato di giocare nel Rovigo, che magari meritano di giocarci ancora, e quindi magari cercano di dare qualcosa in più perché la sentono veramente una partita importante. Ecco, riparte per ogni top 12, Stefano, noi siamo lassù, siamo imbattuti, altre squadre ci sono. Contiamo di rimanerci, giusto alla grande. E questo per il top 12 ti sta sorprendendo, sta mantenendo quelle che erano le aspettative? In cima ci sono i soliti noti, quindi mi stupisce un attimo Medicei che sia andato un po' giù, ma credo con quello che sta accadendo nel top 12 la classifica è quella, quindi le squadre che si combatteranno per i playoff sono Rovigo, Padova, Calvisano ovviamente, vedremo le fiamme, non so, dopo diciamo ci sono situazioni che vivremo anche perché secondo me il campionato inizierà sicuramente quando
sarà il girone di ritorno, quindi già lì noi abbiamo una bella rosa, questo va detto. Noi, come ovviamente Calvisano, sicuramente anche Padova, abbiamo diciamo, le basi per avere dei ricambi all'altezza molto più di altre annate. Quest'anno abbiamo, almeno quello che vediamo, riusciamo ad avere dei ricambi che possono comunque mantenere un certo livello alto. Quindi tutti corrono, come diceva Andrea, tutti corrono per guadagnarsi il posto, come credo che sia consuetudine e lo stimolatore diciamo Umberto, che faccia in modo che tutti siano giustamente, che la base non subisca variazioni se manca qualche componente della... Qualche addendo. Qualche addendo. Esatto, qualche addendo, cioè incrociamo le dita, certo. Infortuni a parte, perché il rugby diciamo è uno sport di contatto, quindi può accadere che succeda qualcosa. Noi pensiamo che non tutti avranno un ritmo da mantenere per tutto il campionato. Io da quello che vedo, da quello che ho visto, sicuramente diciamo, riusciamo a fare un altro bellissimo campionato che quest'anno è, giustamente come dice anche il presidente Zambelli, giocarci una finale in casa non sarebbe demeritato, ecco, questo è... Certo. Allora Andrea, stavo parlando con alcuni detti ai lavori a Viadana e dicevano, però è strano che Rovigo abbia schierato la formazione migliore nella partita di ritorno. Ho detto, guarda che in realtà sono stati fatti 6-7 cambi e pian piano uscivano tutti coloro che non c'erano. Questo vuol dire, sta a testimoniare che abbiamo una rosa veramente tanto certo. ampia. Per te, che ti ritrovi in un ruolo così importante, con due competitors che hanno praticamente la tua età, quanto stimolante può essere per te da un punto di vista personale e quanto può essere anche, tra virgolette, un po' difficile? L'anno scorso c'era Alberto Chillon che rappresentava un po' il faro di questo ruolo, l'uomo di esperienza. Adesso ve la giocate proprio, partendo dal fatto che tu arrivi da un anno di casellato in cui il sistema di gioco probabilmente l'hai assimilato già da un po', ecco. Sì, beh, certamente con Cittone e Piva loro hanno un anno in più solamente più di me, e quindi c'è competizione, diciamo, però scherziamo molto tra di noi, siamo molto amici e ci incitiamo uno nell'altro, siamo felici quando uno parte titolare, cerchiamo di aiutarci veramente. Questa competizione, diciamo, che fa bene. Ci aiuta tutti e tre a crescere, tutti e tre ce la mettiamo molto ogni allenamento e dopo c'è il dispiacere personale magari quando uno non gioca, però siamo felici per l'altro che comunque potrà giocare. Qui ti fermo, io ero presente a una riunione, ti dico questa Stefano, e lo dico anche voi ovviamente, a una riunione in cui Casellato dà la formazione e il suo vicino, e se non ricordo male era un tuo competitor nel tuo ruolo, era inserito nella formazione ed Andrea non c'era. E ho visto Andrea passare la mano dietro la schiena del suo compagno per complimentarsi. Ecco, questa è una scena che a me ha toccato e ha dato una bellissima sensazione. Dovrebbe, ma essendo uno sport di squadra e vince la squadra al di là del singolo, quindi questo lui lo identifica bene col fatto di tifare per il compagno che va in campo. Quindi diciamo sì, sana competizione. Va bene, io non gioco oggi, però giochi tu, va bene, mi sostituisci degnamente, quindi è diciamo, una prova di maturità che questi ragazzi, giovanissimi, devono attraversare, stanno facendo bene, ecco, questa è la... Dopo, ripeto, sicuramente ognuno ha caratteristiche differenti, però legati nel gruppo credo che diano una spinta notevole a tutto il movimento del Rovigo. Perché lì per lì io pensavo che lui stesse consolando il suo compagno, io pensavo che lui fosse dentro e l'altro fuori, poi mi sono reso conto che era al contrario. Ho detto, questa è intelligenza e maturità dei giocatori. Questo diciamo, è un bravo allenatore che deve dare queste informazioni, questi input a questi giocatori, ma dovrebbe essere, il rugby è così, quindi tu sei, perché poi alla fine se vinceranno la Coppa, se vinceremo lo scudetto eccetera, noi avremmo fatto una vittoria del gruppo, perché comunque
la meta non la fai mai da solo. No, Cioè, no. la fai da solo nell'atto finale, ma c'è tutto un percorso per arrivare. No, penso che non sia semplice però, perché comunque hai le aspettative, magari lavorato, magari ci tenevi, soprattutto con 37 elementi in rosa, non sempre anche una convocazione te la gusti ancora di più, no Andrea? E abbiamo una rosa molto ampia e il nostro obiettivo è quello di non avere magari dei giocatori titolari. Tutti siamo titolari, questo è il nostro obiettivo. Ti senti così? Sì, ma penso tutti i miei compagni di squadra, anche l'allenatore ce lo ripete, lui ha massima fiducia in tutti di noi e quello che dobbiamo portare è appunto che non c'è turnover, ma chi va in campo è come giocasse titolare e quindi questo fa crescere tutti, ogni allenamento cerchiamo di migliorarci e dare il meglio di noi. E questo quindi comporta, quando magari gioca uno e non l'altro, che il gioco deve rimanere comunque uguale, non deve dipendere da una sostituzione. Ok, facciamo una cosa, andiamo a sentire i rumors, le voci che arrivano dagli altri campi del top 12, poi rientriamo ovviamente per l'ultima parte di trasmissione. Fine anno cruciale per la Lazio, che chiude il 2019 con 2 partite importantissime in chiave salvezza. Sabato all'Acqua Cetosa arriva il San Donà e domenica prossima la squadra biancoceleste sarà ospite del Colorno. Per Daniele Montella è il momento di trovare la prima vittoria in campionato. 5 sconfitte e un solo punto in classifica fino ad ora per i biancocelesti, che però svuotano l'infermeria. Tutti disponibili, rimarrà probabilmente ancora a riposo solo Filippucci, per lui ancora un problema muscolare. Che partita sarà? Sarà la solita Lazio, una squadra vivace che prova a giocare e che mette anima e corpo in ogni azione. Di fronte però il San Donà, una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque, che ha dato filo da torcere alle grandi e che sogna un posto tra le protagoniste di questo torneo. Il secondo anticipo della sesta giornata di Top 12 mette in scena sabato pomeriggio al Quaggia di Mogliano uno dei 2 big match del turno, quello tra il rampante Mogliano di questo inizio stagione ed il Valo Rugby, che senza mezzi termini punta a giocarsi il titolo dopo le semifinali raggiunte l'anno scorso. Mentre in parallelo il calendario propone anche l'interessante Petrarca Fiamme Oro, per i ragazzi di Costanzo quella contro il 15 rossonero rappresenta senza dubbio uno degli snodi fondamentali del torneo. Gara molto insidiosa contro un avversario decisamente di livello che in caso di vittoria potrebbe seriamente proiettare la squadra in una dimensione da alta quota, dando al progetto bianco-blu una prospettiva forse in anticipo di un'annata rispetto ai piani disegnati dalla dirigenza dopo il riassetto dell'ultimo periodo. Statistiche alla mano, la gara mette di fronte fin qui il miglior attacco, 165 punti segnati dai ragazzi di coach Manghi, contro la miglior difesa, 64 i punti subiti dal Mogliano, ma attenzione che il Valo Rugby ne ha presi solo 3 in più, prefigurando una partita a scacchi tra 2 modi diversi di intendere il rugby, più fisico quello degli emiliani, più dinamico quello trevigiano, mosso dal motore sempre più rodato costituito dalla coppia Crosato-Ormson in mediana. Come sempre, dai primi 5 uomini dipenderanno gli equilibri veri. L'infortunio a Bonfiglio pesa senza dubbio moltissimo sulle dinamiche del pacchetto di casa, ma la rosa a disposizione di Costanzo è profonda e può contare sulla solidità mentale e fisica delle 2 seconde linee argentine, Kaila e Di Lorenzo, pronte da dietro a tenere saldo l'ingaggio prima di muoversi come al solito benissimo a fare il lavoro sporco in giro per il campo. Le squadre scendono in campo alle 14, arbitra il romano Tomò. In palio c'è il sorpasso in classifica ed una continuità da trovare a tutti i costi, perché sotto l'albero questa volta il Mogliano può davvero trovare il regalo più bello, la consapevolezza di poter sognare in grande. E sono 3. Per il terzo sabato consecutivo, le strade del Largos Petrarca e delle Fiamme Oro si incrociano, questa volta in campionato. Le 2 semifinali di Coppa Italia hanno registrato altrettanti successi per i tuttoneri di Padova, che in finale se la vedranno con la Femici Z Rovigo nel primo derby stagionale, quanto mai atteso, il prossimo 18 gennaio 2020. Per quanto riguarda invece il top 12, la situazione vede avanti in classifica la squadra di Roma. I poliziotti allenati da Guidi comandano infatti la graduatoria insieme a Calvisano, Reggio e Rovigo, con 2 punti di vantaggio sui patavini, che nell'ultimo turno hanno perso imbattibilità e primo posto a Mogliano. La sfida in programma al centro Geremia mette tutto di nuovo in discussione. La doppia affermazione in Coppa ha galvanizzato gli uomini di Marcato e Santa Maria, che però avranno molta pressione addosso, dovendo assolutamente vincere per non restare attardati sulle migliori. Le Fiamme Oro, d'altra parte, non possono permettersi un altro passo falso contro una diretta concorrente per i play-off.
che sicuramente minerebbe la tranquillità psicologica di una squadra chiamata a rifarsi dopo aver mancato l'obiettivo nell'ultima stagione. Arbitrerà l'incontro Liperini di Livorno, assistito da Boaretto di Rovigo e Vedovelli di Sondrio, quarto uomo, Cusano di Vicenza. Ultima parte di Rugby House, al momento delle domande dei tifosi ai propri beniamini. Lorenzo dice: ciao Andrea, oltre al rugby segui altri sport? Hai una squadra del cuore? In bocca al lupo e forza Rovigo. Allora, oltre al rugby sono un appassionato di calcio, tifo Inter da quando sono bambino, è la mia squadra del cuore. Qualche volta se riesco a incastrare col rugby vado anche a vedere allo stadio se riesco, raramente. E sono veramente un tifoso sfegatato, veramente. Sei proprio un tifoso? Sì, seguo ogni partita, cerco di seguirla, ovviamente se gioco è impossibile, però quando riesco la seguo e mi piace. È un discorso di famiglia o tuo personale proprio? Personale, da quando sono bambino. Ok. Altra domanda, ciao Andrea, volevo chiederti come va in amore, grazie in anticipo, sei fortissimo. Lo chiede Francesco. Se vuoi rispondere, le cose private non ci interessano, se vuoi rispondere. Diciamo che va bene, sono fidanzato con la mia ragazza che si chiama Alice da ormai 2 anni, mi trovo molto bene con lei, quindi direi che va molto bene in amore. Perché se lo dici in TV non puoi dire altrimenti. Ormai sei... Marco, ciao Andrea, è un vantaggio avere un mister, un coach che faceva il tuo stesso ruolo? Beh, direi che ovviamente è un valore aggiunto per me e anche per gli altri del mio ruolo, perché comunque ci dà dei feedback e dei consigli che ci aiutano, soprattutto nella tecnica individuale come il passaggio dalla rack, il delivery da touche, i calci dal box, quindi direi che ovviamente è una cosa che giova a mio vantaggio e mi può aiutare a migliorare. E poi c'è una domanda di Andrea, dice: ciao Andrea, chi è il tuo parrucchiere di fiducia? Hai qualche segreto per svelare il tuo hairstyle? Grazie, in bocca al lupo. Ce l'aveva con te o con lui, Andrea? No, penso lui Andrea, io ho il rasoio ormai da 20 anni e più, quindi... Il parrucchiere di fiducia si chiama Marco e il negozio è Nereide ad Arquà, vado lì da quando ormai sono bambino che mi portava mia mamma. E nessun particolare trucco, li pettino semplicemente appena esco dalla doccia. Ecco Marco, se poi fai dei miracoli ti vengo a trovare, non so mai che mi metti a posto, ecco. Andrea, ti faccio una domanda io, un cognome che a Rovigo ha un suo valore. Diciamo, ovviamente sì, la mia famiglia è una famiglia che è molto dentro nello sport del rugby, soprattutto nel Rovigo. Mio papà più i suoi 4 fratelli hanno vestito questa maglia e giocavano tutti il mio ruolo e quindi sì, non è un peso da portare, però comunque ne vado fiero di questa cosa. Cerco di portare avanti l'onore della famiglia. Ecco, tra l'altro tu e Matteo, voglio dire, arrivate da 2 famiglie ovali in assoluto. Conta sentire le storie, sentire le esperienze o parlate poco di rugby a casa? No, magari quando facciamo ai compleanni, di solito adesso ormai, quando ero più bambino ci andavo più, ci radunavamo di più con le famiglie, adesso sono un po' cresciuto, li vedo un po' meno i mezzi, però qualche volta abbiamo comunque l'occasione, ovviamente il rugby salta sempre fuori, però è piacevole comunque sentire anche il loro parere, che ormai adesso da giocatori sono passati a tifosi e quindi vedere anche un aspetto da fuori dal campo, delle persone che comunque sono abbastanza intime e quindi mi fa piacere. Sì, ma in maniera easy mi sembra di capire, no? Sì, tranquillo. Ecco, parlavi di tifosi, adesso sono passati i tifosi, c'è stata una caratteristica storica nei tifosi rossoblu, ne abbiamo parlato spesso con Stefano di questa cosa, che le generazioni che uscivano dalla 18, poi magari c'è chi come te ha la possibilità di giocare in prima squadra, gli altri magari non giocano in prima squadra, ma sostenevano diciamo i coetanei, gli amici all'interno insomma della propria carriera. Succede ai tuoi compagni giovanili? Vengono a vedere le partite, vengono allo stadio? Sì, ho un buon rapporto anche con i ragazzi che l'anno scorso ho giocato l'ultimo anno di giovanile. Facevi la doppia? Esatto, quando non ero convocato con la prima squadra ho un bel rapporto con i ragazzi che ho lasciato, loro quando possono vengono al campo, li passo sempre a salutare perché comunque è bello avere degli amici che vengono lì a sostenerti. Quindi ci sono? Esatto, e io cerco di ricambiare, vado ancora a vederli, ad esempio ieri hanno giocato in casa con il Vicenza, sono andato a guardarli. Ah bene, quindi insomma un bello scambio, un bel circuito. Bene, Stefano come sta andando? Parlavamo di ricambi generazionali, di gioventù.
Adesso noi soffriamo un po' questo ricambio, nel senso che la piattaforma, la base forte delle posse c'è sempre, però diciamo vorremmo un po' più ragazzini o diciamo che si legassero al tifo. Magari adesso soffrono un po' l'inverno perché magari c'è un po' freddo, però contiamo quando si apre un po' più la stagione da primavera fino alle finali o semifinali, che ci sia un po' più di ragazzi giovani a seguire la squadra. Il target che vedo io viaggia dai 30 ai 70, se vogliamo. Prendiamo un bel raggio di età. Perché l'entusiasmo giovanile... Però ci vorrebbe un po' di più questo ricambio anche per noi che diciamo abbiamo ragazzi giovani come ti dicevo, però diciamo vorremmo un po' di più partecipazione di questa gioventù. Insomma sì, ci stimolano, per quello ci dicono cambiate cori, fate questo, cioè, abbiamo attraverso il nostro sito abbiamo dialogo con questi tifosi, però diciamo sì, è proprio... Più siamo meglio è. Esatto, sempre stato. Sorridevo mentre parlavi, quando parlavi di ricambio, no? Perché comunque a Rovigo fare il tifoso è un impegno. Ragazzi, è un lavoro. È un lavoro. E quindi diciamo noi lo facciamo, siamo tutti volontari, quelli che partecipiamo attivamente all'attività, seguiamo loro, da Rovigo a tutta l'Italia cerchiamo di dare, come ti dicevo, il nostro sostegno, però a volte magari non riusciamo ad essere, diciamo, in tanti come, diciamo, mi ricordo che a Viadana ci siamo andati con 3 pullman. Certo. Adesso mi ricordo che anno fosse 2009-2010, lì 3 pullman era un bel viaggiare, quindi sì, adesso ci limitiamo a 1/2 oppure facciamo uno con tante macchine al seguito, riusciamo lo stesso a riempire la nostra quota di tifosi anche negli stadi avversari, però comunque sia contiamo e speriamo che anche con la bella stagione, perché dopo sai l'inverno è anche limitante dal punto di vista della logistica, non è una scusa perché loro giocano, loro comunque, noi siamo fermi, loro comunque si muovono e vanno su. Sarebbe anche bene, Stefano, che Andrea insomma sollecitarsi i propri ex compagni ma certo, a venire cioè, a darvi una mano, a cantare. Noi diciamo, accettiamo tutte i sostegni anche fisici, nel senso di sedersi lì vicino a noi, sedersi vicino a noi e fare tifo, battere le mani, eccetera, perché è ovvio, è anche per loro uno stimolo in più vedere maggior colore nella tribuna, insomma, ecco. Ecco, volevo dirti che è arrivata una comunicazione della SIAE che ha approvato la tua registrazione, la registrazione Rovigo Portali in casetta. Ah, ok, quindi ma lì è nata un po' così tra Marco Venuto, io e gli altri ragazzi del gruppo, e ho detto, è uscita Portali in casetta, allora lì siamo partiti, portali, cioè, ed è ormai, se non lo diciamo, sembra che non ci sia neanche gusto. No, è Poi abbiamo una mischia, molto bene. e poi ultimamente, in questi ultimi anni, abbiamo una mischia che è molto performante, quindi diciamo abbiamo da Joe a oggi Chino Properzi, quindi abbiamo fatto un bellissimo lavoro sui primi 8 uomini, quindi va bene. Bene, siamo giunti al termine di Rugby House. Fra 2 giorni Rovigo fa visita ai Medici a Rufino Stadium. Sarà importante ovviamente portare a casa i 4 o 5 punti per restare lassù, e comunque dipende in mano la situazione dopo la sconfitta di Viadana. Andrea, grazie mille per essere venuto. Grazie a te e un saluto a tutti i tifosi. Stefano. Ovviamente un saluto a tutti i tifosi, vi aspetto domani sera alla cena e poi in tanti andremo sabato a Firenze. Noi ci vediamo la settimana prossima, il campionato non si ferma, Natale, Capodanno, Befana, noi ci siamo e ci sarete anche voi, sono sicuro. Buonanotte!